Allora, noi eravamo dipendenti del Santa Tecla da 10, 20 e anche 30 anni e a un certo punto, per gestioni proprio errate, a sto punto pensiamo anche di proposito perché non, ci hanno licenziate, insomma, buco di bilancio, esuberi, perciò subentra cooperativa, io gliela faccio in breve perché altrimenti bisognerebbe parlarne per un anno. Ora noi da 3 mesi siamo in un presidio permanente perché vorremmo essere integrate, ma la regione pochissimo e la fondazione men che meno, figuriamoci, non ci sentono. Allora cosa succede? Che adesso abbiamo addirittura saputo che vogliono probabilmente, dico, fondere la Santa Tecla con l'OIC di Padova. La Santa Tecla è nata tantissimi anni fa, grazie agli asciti dei cittadini estensi, che si rivolteranno nella tomba per quello che stanno facendo. Se doveva guadagnare adulti delle idee,